De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 145. Una stanza del Palazzo Reale a Pechino. Allora siamo tutti pronti e si torna a casa. Accidenti! Proprio adesso che stavo per mettere le mani sui polsi per Sniff. Cosa possiamo fare? La loro presenza è stata segnalata nei paesi arabi. Forse ci conviene parlare con Chumagun, il gran mago di corte. Visto che deve rispedirci in Occidente nel 2000, può farci passare per i paesi arabi, così finalmente verremo a capo di questo mistero. Allora andiamo a parlare con Chumagun. Vediamo un po'. Per fare quello che mi chiedete occorre una grande magia. Dovete darmi tempo e dovete collaborare. Cosa dobbiamo fare, gran Chumagun? Ecco, dovete sapere che per fare le magie, tutte le magie, è necessario conoscere le formule magiche. Per esempio, per farvi venire dal 2000 fin nell'antica Cina, ho usato questa formula. Ratapin, ratapin, ratapanda, Chumagun, grande mago, comanda. Ratapin, ratapin, ratapera, tutto avvenga al più tardi stasera, eccetera, eccetera. Basta, io non posso rivelarvi questi segreti, rischierei di perdere tutti i miei poteri. C'è poi anche una formula magica che vi consentirà di tornare nel 2000, ma purtroppo non conosco la formula che potrà permettervi di fare il viaggio a tappe, cioè di fermarvi a metà strada nei paesi arabi per poi proseguire. Allora cosa possiamo fare? Questa formula la conosce solo il mio acerrimo nemico, lo stregone Katafik. È da molto tempo che cerco di impadronirmene, a fin di bene si intende, ma non ci sono ancora riuscito. E allora come facciamo? Cirillo. Cirillo, cosa? Lui può, anzi, le sue orecchie possono. Ho capito, vuol dire che Cirillo dovrebbe mandare le sue orecchie dello stregone Katafik per ascoltare la formula magica. Esatto. Non posso permetterlo, è troppo pericoloso. Peccato. Ma in tal caso, se non volete collaborare, mi vedo costretto a rifiutarmi di pronunciare le parole magiche che vi rispediranno nel 2000. Arrivederci. Ehi, un attimo, ma com'è permaloso? Mi lasci il tempo di trovare una soluzione. Io non ho fretta. Guarda la luna, Cirillo. È più grande del solito. Sembra impossibile che sia la stessa luna che noi abbiamo visitato tra 1000 anni. Ma non si dice che abbiamo visitato tra 1000 anni. È vero, non è giusto, ma come posso dire? Che visiteremo tra 1000 anni. Ma se l'abbiamo già visitata non è giusto dire che visiteremo. Allora diciamo la luna che abbiamo visiterato tra 1000 anni. Ma la parola visiterato non esiste. E allora come possiamo raccontare ai nostri amici cinesi le nostre avventure se ci mancano le parole giuste? Non te lo so proprio dire. Bisognerà inventarle. Le ho già inventate io. Abbiamo visiterato. Abbiamo visiterato.
Pagine 146-147. Io gli ho detto di no e lui si rifiuta di rispedirci nel 2000. Ma è così pericoloso questo Catafic? E nessuno lo ha mai visto, è un trasformista, lui ama mostrarsi sotto le forme più strane. Ha detto Chumagun che non è cattivo, ma esiste una certa rivalità tra lui e Catafic. Secondo me questo Catafic ne sa più di Chumagun. Lo credo anch'io. Ma come faremo a metterci in contatto con lui? Io non lo so, ma un sistema ci deve essere. Intanto so che Catafic è in grado di trasformarsi in qualsiasi oggetto o essere vivente, e perciò potrebbe essere anche qui in questo momento. Mamma mia, che paura! Ma avrà pure una casa? Ci sarà un luogo in cui vive? Dobbiamo scoprirlo. Per ora andiamo a dormire. La notte porta consiglio. Ascolta, Cirillo, non cercarmi, non riuscirai a trovarmi. Nessuno potrà mai vedere il mago Catafic, né conoscere le sue formule magiche, se Catafic non vuole. Ma voi di Gioca e Suona mi siete simpatici e voglio aiutarvi. Per questo ho deciso di venire nel tuo sogno. Ti dirò tutta la verità riguardo ai due falsi Perry Sniff. I due Perry Sniff sono come i tasti neri della tua tastierina. Questi tasti non hanno un loro nome, però hanno un loro suono. Così, se vogliamo distinguerli dal suono che li precede, li chiamiamo diesis. Se invece vogliamo distinguerli dal suono che li segue, li chiamiamo bemolle. In pratica, ogni tasto nero prende il nome della nota vicina e si chiama diesis se segue la nota di cui prende il nome, bemolle se prende il nome della nota che lo segue. Perciò i due Perry Sniff non sono altro che il diesis e il bemolle dell'autentico Perry Sniff. Hai capito? Ecco, veramente io... Allora guarda, compirò per te una magia. Questa che vedi è la pagina 147 di Gioca e Suona, così come la illustrerà Filippo. In basso ci sono due tastierine. Nella prima i tasti neri sono indicati col nome della nota che li precede, perciò sono tutti diesis. Nella seconda, i tasti neri sono invece indicati col nome della nota che li segue, perciò sono tutti bemolle. Pagina 148. E poi mi ha detto che ogni nota ha un suo diesis e un suo bemolle. Dice che se vogliamo trovare i due Perry Sniff, dobbiamo prima risolvere questo quiz. Poi ci penserà lui a spedirci in Arabia. E in che cosa consiste questo quiz? Noi sentiremo una serie di note, ciascuna accompagnata dal suo diesis o dal suo bemolle. Sarà a noi indovinare se si tratta di un diesis o di un bemolle. E quando avremo capito, scriveremo la risposta nella fila di caselle a destra. Diesis oppure bemolle? Ascolta, è lui. Il suono numero 1 è un re. Secondo voi questo che segue?
è un re diesis o un re bemolle? Il suono numero 2 è un sol. Questo è un sol diesis o un sol bemolle? Il suono numero 3 è un mi. Questo è un mi diesis o un mi bemolle? Il suono numero 4 è un fa. Questo è un fa diesis o un fa bemolle? E per ultimo ecco il la. Questo è un la diesis o un la bemolle? Ragazzi, non era certo facile. Spero proprio che voi siate riusciti a scrivere le risposte giuste. Confrontiamole con la soluzione scritta a pagina 159. Abbiamo indovinato! Catafic mi ha detto che in questo caso basterà recitare questa filastrocca. Per voler di Catafico, di Cirillo, grande amico, vento forte del deserto, soffia e portaci fin là. In un lampo sono certo di arrivare a Torabà. Pagina 149. Formidabile questo Catafic. È stato più facile e comodo del viaggio d'andata. Eccoci in Arabia. Ed ecco qui davanti a noi i due falsi Perry Sniff. Noi non siamo falsi, siamo solo simili. È stato tutto un equivoco. Siamo stati ingaggiati da Solfaggiò per confondervi le idee. E così abbiamo fatto. Ma non intendiamo continuare a farvi dispetti. Solfaggiò ci aveva ingannato sul vostro conto. Perciò d'ora in poi ce ne staremo buoni a fare il nostro mestiere di diesis e di bemolle. Sembrano sinceri. Cosa ne pensi, Perry Sniff? Anche a me sembrano sinceri, ma li terrò d'occhio. Per dimostrarvi le nostre buone intenzioni, vi abbiamo preparato due bellissimi giochi. Cominciamo con il primo gioco. Sentirete 4 melodie con dei diesis e dei bemolle. Ascoltatele attentamente e cercate di riconoscere il pentagramma corrispondente a ciascuna di esse, aiutandovi con la tastierina. Poi segnate nelle caselline in basso a pagina 149 l'ordine in cui le avete sentite. E la soluzione di questo gioco è scritta a pagina 160. Prima melodia. Seconda melodia. Terza melodia. Quarta melodia. Pagine 150-151. Canzone di Cristina. Piccolo principe. Per preparare il prossimo gioco ci dovete dare qualche minuto. Perché intanto non ci fate ascoltare una bella canzone? Ottima idea! Forza, Cirillo! Cristina, canta con me la canzone del piccolo principe che vive su un pianeta lontano. No, Cirillo, la devi cantare solo tu, dai. Solo io? Sì, sì. Piccolo, piccolo principe, sul tuo pianeta felice tu stai. Piccolo, piccolo principe, il tuo pianeta è piccolo.
piccolo sai. Vivi felice sul tuo pianeta, piccolo principe, grande poeta, e fai amicizia con l'unica rosa che è un po' superba ma bisognosa del grande affetto che le puoi dare mentre la annappi col tuo parlare. Piccolo, piccolo principe, sul tuo pianeta felice tu stai. Piccolo, piccolo principe, il tuo pianeta è piccolo, dai. Anche i vulcani pulire tu sai, ed uno è spento, ma non si sa mai. Mentre lavori, biondo poeta, un po' ti annoi sul tuo pianeta. E così un giorno la curiosità il tuo pianeta lasciare ti fa. Piccolo, piccolo principe, il tuo pianeta è piccolo, sai. Piccolo, piccolo principe, dal tuo pianeta così te ne vai. Bravissimo Cirillo! E adesso prova a suonare con la tastierina. Buono! Piccolo principe, il tuo pianeta è piccolo, sai. Piccolo, piccolo principe, dal tuo pianeta così te ne vai. Quante avventure, biondo poeta, vivi su ogni nuovo pianeta. Quante comete hai cavalcato e quanti pianeti hai visitato. Ora ti aspetto, principe biondo, dai vieni presto qui nel mio mondo. Piccolo, piccolo principe, sul mio pianeta lo so arriverai. Piccolo, piccolo principe, biondo poeta, con me giocherai. Gioca con me, piccolo principe! Pagine 152-153. Per fare questo gioco dovete prima di tutto ritagliare le figure con gli strumenti dal cartoncino numero 18 e tenerle da parte. Poi ascolterete il suono di vari strumenti. Quando avrete riconosciuto il primo, ricoprite ciascuna delle lettere che compongono il suo nome con la figurina corrispondente allo strumento che avete ritagliato dal cartoncino. Sarà meglio fare un esempio. Se riconoscete il suono dell'arpa, dovrete ricoprire le lettere A, R, P, A, con i 4 disegnini dell'arpa. Continuate così fino a quando avrete finito gli strumenti. Alla fine vi resteranno 7 lettere, che formeranno il nome di un amico. Scrivetele in fondo a pagina 152.
Avete finito? Allora ormai sapete qual è il nome dell'amico da scrivere a pagina 152. Cirillo! Pagine 154-155. Le canzoni di Gioca e Suona. Quando si va in giro per il mondo c'è sempre qualcosa da imparare. Qui in Arabia ho sentito questa bella canzoncina. Vogliamo cantarla insieme? Pagine 156-157. Le interviste di Cristina. L'oboe e il corno inglese. Questa intervista l'avevo fatta prima delle nostre avventure in Cina, ma mi sembra proprio adatta alle nostre circostanze. Ascoltate un po' il suono di questi strumenti. Cosa ne dite? Non vi sembra che rievochino atmosfere orientali? Io sono l'oboe e la mia voce è molto simile a quella del corno inglese. Già, non è facile distinguerci, anche perché il mio antenato era un oboe, l'oboe da caccia inglese. Abbiamo una voce calda, suadente, quasi umana. È vero, infatti le parti più dolci e malinconiche toccano sempre a noi. Io, per esempio. Cioè l'oboe. Sì, io sono il patetico partner di Aida. La conoscete? La schiava egiziana diventata famosa grazie alla musica di Giuseppe Verdi.
Io invece rievoco i suoni della magica Arabia nella musica di Tchaikovsky. E le distese delle pianure americane nella sinfonia del Nuovo Mondo di Borjak. Così voi avete un suono simile. Ma se i musicisti preferiscono l'uno o l'altro, evidentemente qualche piccola differenza c'è. Sì. Abbiamo detto che siamo simili, ma non uguali. E anche le nostre voci sono simili. Perciò i musicisti scelgono me o il mio amico per ragioni difficili da capire. Forse a volte per simpatia. Senta, signor Oboe, ricordo una musica bellissima di un musicista veneziano. Lei parla di Alessandro Marcello. È questa? Sì, questa è bellissima. Pagine 158-159. Il teatrino di Gioca e Suona. La danza di Anitra. Guarda chi si rivede. Vi ricordate di Per Gynt, quello scavezzacollo sfuggito alle ire dei troll? Gira e rigira, è finito in Arabia. Cosa volete? È uno che sogna ad occhi aperti e inseguendo i propri sogni crede sempre di essere importante. Ma ascoltate, Sipario. Salve Per, cosa ti succede? Ti hanno scambiato per un profeta? Per un profeta? Sì, taci e ascolta. Hanno organizzato una festa per me.
Avete sentito? Affascinante questa Anitra, eh? Ma come credete che sia finita questa bellissima festa? Ancora una volta Per ha dovuto darsela a gambe. Secondo voi, poteva un tipo come Per farsi passare per profeta per più di mezz'ora? Pagina 160. Finalmente a casa. Sa, capo, che questa redazione, dopo tutte le avventure che abbiamo avuto, mi sembra il posto più bello del mondo. Ah, sì, ma guarda qui quante lettere, quante cose da fare. Filippo! Sì, capo. Lo sapevo, sarà anche il posto più bello del mondo, ma il capo, appena si siede dietro quella scrivania, diventa subito intrattabile. Aiutami a mettere un po' di ordine. L'ha chiesto la persona giusta. Capo, guardi questo telegramma. Dammi qua, chissà da quanto tempo è arrivato, del grande regista Paffutelli Capo, si sente male. No, ma leggete. La redazione di Gioca e Suona è stata scelta da Paffutelli per la realizzazione di una serie di telefilm dal titolo Siamo famosi.